Buonasera a tutti, bentrovati anche questa sera. Continua il percorso che avevamo iniziato la lezione scorsa sui formaggi. Abbiamo qui con noi anche questa sera Bruno Piccioni e continuiamo con la seconda parte della lezione sui formaggi. Grazie. Bruno, procedi pure. Bentrovati. Abbiamo la seconda parte dei formaggi. Questo è un argomento, devo dirlo subito, anche diciamo per il buon fine del corso. Questo è un argomento trattatissimo, pertanto ci saranno anche domandine a questo proposito. È inutile nasconderlo che l'argomento formaggi è trattato da tutti ed è probabilmente, come merceologia, l'argomento più forte degli altri, non perché lo tratto io, ma è perché è proprio noto a tutti, sappiamo benissimo l'importanza di questo prodotto. Tutti i miei incontri iniziano con una citazione e a questo proposito credo sia indovinatissima, perché probabilmente nessun altro alimento, quando si degusta, richiede proprio quel sorso di vino. Pertanto è indubbio che l'abbinamento con il vino sia proprio ideale, senza alcun dubbio. In pratica, la cornice dell'argomento che trattiamo è molto ricca. Abbiamo una produzione di formaggi non, diciamo, al massimo per quanto riguarda i primati europei, perché la Germania, la Francia ci superano, però noi abbiamo un giro d'affari, pensate un po', di 15,5 miliardi, ma anche qualcosina in più, che supera il settore del vino. Tutto il settore che ruota attorno ai formaggi, al latte, ai prodotti caseari, supera, diciamo, il fatturato totale del vino. Abbiamo a questo proposito anche un primato assoluto, che questo è indiscutibile, della maggior produzione di formaggi DOP, e a questo proposito non ce n'è per nessuno. Abbiamo anche in questo caso una buona, diciamo, proprio percentuale di formaggi esportati, pertanto saniamo la nostra malconcia bilancia di pagamenti assai, ed è in questo, diciamo, contesto sempre in aumento. È inutile nasconderlo che questo è un segmento a noi molto caro, ma anche prezioso, e noi italiani dobbiamo essere proprio orgogliosi di avere, diciamo, in pratica non solo orgoglio, ma anche, per così dire, petrolio proprio. In pratica circa 2000 caseifici, tantissimi addetti ai lavori, un numero considerevolissimo sia di vacche, di pecore, di capre, di bufale. Inutile nasconderlo, qualcuno dice che le bufale non, ma ce ne sono perché il latte è ben remunerato, quello delle bufale, ecco perché si allevano anche in Veneto. Abbiamo notevoli, diciamo, quantitativi anche di latte raccolto, ma pensate, chissà per quale accordo internazionale, che io non sono mai entrato in quel contesto, siamo obbligati anche a comprarlo dall'estero, comprare altro latte dall'estero, e sappiamo benissimo che questo non farebbe nessun danno. Invece sappiamo che l'industria molte volte qualche danno lo causa di certo. In pratica consumiamo sempre un po' più formaggio anche in Italia, però non siamo tra i maggiori consumatori. Quelli che non consumano di più sono i francesi, e loro, devo dire la verità, a tavola quando si siedono non le manca mai nulla. Si parte sempre con l'aperitivo, diciamo, piuttosto lungo, e poi l'hors d'oeuvre, il potage, i primi piatti, diciamo medi, piatti forti, e alla fine non manca mai proprio nemmeno il formaggio. Noi siamo in questo caso in crescita perché il grasso di origine animale, demonizzato assai fino a qualche anno fa, oggi invece si è capito la sua importanza, e qualcosa vi ho già detto l'altra volta. Questi sono, diciamo, un po' i consumi pro capite che abbiamo in pratica in Europa, e andiamo subito a gamba tesa all'argomento che dobbiamo trattare della serata. Parliamo dei formaggi più conosciuti, più noti, andremo a cercare anche qualche abbinamento, qualche curiosità, solo per, diciamo, memorizzare meglio. Abbiamo 55 prodotti DOP in Italia. A questo proposito volevo solo ricordare che abbiamo avuto un inserimento proprio qualche giorno fa, ma 2 o 3 giorni fa, tra gli STG. Oggi ne abbiamo 4, perché si è aggiunto anche, diciamo, questa specialità maceratese, diciamo i vincis grassi alla maceratese. Se qualcuno è innamorato di questi posti sa che parlo di una specialità gastronomica veramente ricca, sontuosa, è inutile, diciamo,
argomentarla perché ci vorrebbe una serata intera. In pratica uno in più di quello che avevamo, invece di 315 totali, oggi siamo a 316 prodotti totali in Italia. La Francia, per dare un esempio, è a 50 prodotti di distanza, e per loro è un lutto nazionale essere secondi in questo elenco. Diciamo, è inutile nasconderlo che qui non ce n'è per nessuno. Per quanto riguarda i formaggi, abbiamo anche 2 IGP, indicazione geografica protetta, burrata di Andria e canestrato di Moliterno, e poi tra gli STG, ne ho detto 4, c'è la mozzarella, non la mozzarella di bufala campana o la mozzarella di Gioia del Colle, che quelli sono DOP. Io parlo di STG mozzarella, un altro STG è la pizza napoletana, l'altro STG è la matriciana tradizionale. E poi si è aggiunto proprio 2 o 3 giorni fa questo Vincis Grassi alla maceratese. In pratica tratteremo proprio questi argomenti, formaggi noti un po' a tutti, il nostro, diciamo, proprio capitale. Si parte sempre dalla Valle d'Aosta quando si tratta d'Italia, dall'alto in basso e da sinistra a destra. Non è così in tutto il mondo, noi facciamo sempre questo. E in Valle d'Aosta abbiamo 2 formaggi DOP, il Fontina e il Valle d'Aosta Fromazzò. Pensate che questo Fontina è uno dei formaggi che noi utilizziamo maggiormente in gastronomia perché ha, diciamo, fonde a basse temperature. Ecco perché è l'ingrediente ovviamente insostituibile principale della fonduta, ma anche della bistecca alla valdostana, che non è quella che solitamente anche sulla riviera adriatica propinano ai nostri ospiti, una fettina di carne striminzita con un po' di formaggio sopra. La vera bistecca alla valdostana è una bistecca con l'osso, minimo di 2 centimetri, tagliata orizzontalmente, ci inserisce poi nel taglio un fettone di fontina, si batte un po' col batticarne, un po', diciamo, di pepe, un po' di sale appena, diciamo un po' di farina per, diciamo, passarla, e poi ulteriormente si passa nel pan grattato sottile, si frigge, poi passandolo ovviamente nel tuorlo dell'uovo col burro di montagna, una specialità gastronomica veramente unica, con in abbinamento un bel enfer d'Arvier della Valle d'Aosta, e diciamo il successo è assicurato. In sostanza questa fontina è un formaggio che si produce principalmente in alpeggio, le bovine anche in inverno non scendono mai sotto i 600 metri, e quando parliamo di formaggi d'alpeggio, formaggi d'altura, sappiamo che vengono ottenuti in un periodo piuttosto breve. Lo ripeterò stasera, ma è il periodo ideale, ma si parla proprio fine giugno, luglio e verso metà agosto, poi si deve scendere, diciamo, dalle montagne, perché non è più possibile rimanere da quelle parti. E noi ne abbiamo tanti di prodotti così definiti di montagna, da privilegiare senza alcun dubbio. Siamo già arrivati in Piemonte, scusate, abbiamo prima il Piemonte, in Piemonte abbiamo 11 formaggi DOP, tra questi molti sono, diciamo, proprio tipici, straordinari, 3 sono però interregionali: Grana Padano per quanto riguarda il nord Italia, Taleggio, che lo si trova maggiormente poi anche in Lombardia ma anche nel Veneto, nella provincia di Treviso, diciamo, e abbiamo questo Provolone Valpadana nella bassa pianura. Poi ci sono i tipici formaggi piemontesi, che sono la toma piemontese, questo diciamo formaggio che abbiamo visto l'altra volta, diciamo l'ossolano lassù nella punta del Piemonte. Poi ce ne sono 5 nella provincia di Cuneo, qui riportata in pratica, diciamo, la cosiddetta provincia granda qua giù in fondo, e in questa provincia ci troviamo proprio in giallo lì riportato la produzione del quello che ci siamo visti l'altra volta, diciamo, che ha anche 59 abitanti, quel formaggio veramente unico, straordinario, che ho suggerito anche un bel, diciamo, barbaresco riserva a lungo affinato, perché merita proprio, diciamo, quella
quella scelta perfetta per essere privilegiato e per essere anche, diciamo, proprio valorizzato assai. Pertanto questo formaggio è particolarissimo, il Castelmagno che ci siamo visti l'altra volta è indicatissimo. Poi in tutta quasi la provincia viene prodotto il Bra. Il Bra, anche questo, troviamo la forma di montagna, a forma quadrata, oppure la forma, diciamo, rotonda. Viene prodotto quasi in tutta la provincia, ma è il mercato di Bra, che è sempre stato rinomatissimo, ed è la capitale al mondo dei formaggi. Se uno vi chiede qual è la capitale al mondo dei formaggi, è proprio Bra, in Piemonte. In sostanza, lì, negli anni dispari, si organizza CIS, la Fiera dei Formaggi Universale, che chi ha a cuore questo argomento non può mancare. Poi nell'anno pari magari si va a Torino per il Salone del Gusto. Gli altri formaggi sempre della provincia, diciamo, di Cuneo, la provincia grande, sono qui in blu la zona del Raschera, un altro formaggio d'alpeggio, prende il nome proprio da un lago di montagna, in verde il Murazzano, che noi, diciamo, alla sembianza ci sembrano dei caprini perché sono di piccole formature, sono bianchi candidi, come così la Robbiolo di Roccaverano, anche se la Robbiolo di Roccaverano abbiamo già lasciato la provincia di Cuneo, siamo entrati in quella di Asti e appena in quella di Alessandria, pertanto è appena un po' fuori. In questo caso i formaggi sono anche trini, sono ottenuti con il latte vaccino prevalentemente, con latte pecorino perché nelle asciutte si compensano, ma c'è anche l'utilizzo del latte di capra, proprio perché la capra nelle zone di montagna sappiamo benissimo che riesce, diciamo, a nutrirsi, diciamo, pascolando nei posti che assolutamente non arriverebbero, diciamo, i consimili per quanto riguarda l'allevamento, sia per quanto riguarda, diciamo, le pecore, sia, diciamo, le vacche. Siamo già arrivati in Lombardia i formaggi DOP sono 14. Qui ne abbiamo una buona parte perché la provincia di Bergamo, che è quella che vedete, è quella che ne ha più di tutti in Italia. Pensate che ha 9 formaggi DOP solo la provincia di Bergamo. È chiaro che nel nord troviamo, diciamo, con la zona rosse a righe, la zona del Bitto, un formaggio straordinario che ovviamente non possiamo mancare di dire qualcosina. La zona in giallo a righe è una delle zone più preziose d'Italia per la produzione dei formaggi. Il Formai de Mut dell'Alta Val Brembana sarebbe in pratica quel formaggio a forma sempre rotonda o cilindrica che dir si voglia, diciamo di circa 40-50 centimetri di diametro, l'altezza una decina di centimetri, perché una volta con questa forma si riusciva dall'alpeggio a portarne a valle 4 a dorso del mulo. Oggi il mulo non esiste più, si portano a valle a dorso di schiena e sono questi infaticabili, diciamo, produttori di formaggi di quelle parti che fanno anche una fatica incredibile. È uno dei formaggi che viene ben remunerato, bisogna prenotarlo un paio di anni prima per chi è, diciamo, attento a questi consumi, e sappiamo che anche il latte è piuttosto remunerato, non ben remunerato, perché in genere il latte, pensate un po', ha difficoltà a raggiungere i 30 centesimi, 25, 28, 32, una cosa incredibile cosa paghiamo il latte all'allevatore. Nella zona del Parmigiano Reggiano si riesce a raggiungere anche gli 80 centesimi, neanche nella zona della Fontina. Ebbene, nel Formai de Mut dell'Alta Val Brembana il latte viene pagato anche oltre l'euro, non quanto ahimè la benzina, però almeno questa fatica viene in parte compensata. Uno straordinario formaggio di montagna. Poi vediamo la zona a righe in colore violaceo, che è la zona dello stracchitunt, lo stracchino tondo, perché c'è Taleggio al centro, che è una delle capitali del formaggio, ma il Taleggio viene prodotto in buonissima parte della Lombardia, Piemonte e anche provincia di Treviso. In pratica poi nella bassa valle Provolone e Valpadana, e poi ci sono gli altri formaggi che vengono prodotti anche nella provincia di Bergamo, Gorgonzola, Grana Padano, Quartirolo Lombardo, Salva Cremasco. Del Taleggio ho già detto qualcosa. Gli altri che mancano in Lombardia sarebbero il Parmigiano Reggiano, per quanto riguarda la provincia di Mantova al di sotto del Po. L'altra volta ci siamo visti anche la formagella del Luinese nell'Alto Varesotto, sempre in Lombardia. Poi nel Bresciano c'è la produzione dello Stilter e di questo Nostrano della Valtrompia.
Questi sono, diciamo, i 14 formaggi DOP della Lombardia, ma quello che merita più la nostra attenzione è senza alcun dubbio Gorgonzola. Il Gorgonzola è un formaggio straordinario, ci sono anche delle leggende, come è stato ottenuto, adesso io ve le risparmio perché il tempo sappiamo che è un po' tiranno. Abbiamo comunque un prodotto unico, per quanto riguarda la produzione al terzo posto in Italia dopo il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano. Oggi, diciamo, viene ottenuto questa presenza di erborinatura da Erborin, così si chiama, diciamo, il prezzemolo in Lombardia che dà nome proprio a questa presenza, a queste striature, vengono, diciamo, ottenuto inseminando dei fermenti lattici, non c'è nulla di occasionale o di leggende da raccontare. Ci sono 3 tipologie sul mercato, c'è quella tipologia dolce, il piccante, ma anche la più piccola è veramente ancora più piccante, ed è quella che noi sommelier prendiamo come punto di riferimento per fare quegli abbinamenti particolarissimi. Qui offriamo volentieri Marsala Vergine. Tenete conto che il grasso del Gorgonzola è fuori di ogni, diciamo, caratteristica da menzionare, perché nel latte, ovviamente intero, viene aggiunto dell'altro grasso per ottenere questa presenza notevole. Infatti nelle degustazioni noi il Gorgonzola lo degustiamo sempre alla fine, perché impasta talmente le papille gustative che, diciamo, per tantissimo tempo non saremmo in grado di, diciamo, recepire nessun'altra percezione gustativa. Pertanto è un formaggio unico che merita in abbinamento un altro formaggio unico. È nella famiglia degli erborinati, e quando si parla di erborinati il rischio che ci sia anche qualche domandina è molto alto. Noi non dobbiamo mai dimenticare in Italia quel Castelmagno e l'abbinamento, ve l'ho già detto, e questo Strachitunt che abbiamo visto che nel centro della zona c'è proprio a Taleggio, che io offrirei molto volentieri un moscato di scanso, è un moscato rosso ottenuto con le uve lasciate da passire, una vera chicca, ma una chicca incredibile enologica che trova con lo Strachitunt un abbinamento ideale. Poi è chiaro che se dovete voi menzionare qualche altro formaggio, tenete conto che dalle vostre parti in Veneto io ho degustato in alcuni casi il verde dei Berici che mi è rimasto impresso, ma anche il bleu della Lessinia, cioè i formaggi erborinati. DOP sono solo 3 in Italia, ma ce ne sono tantissimi altri da menzionare. Qui qualcuno curiosamente potrebbe chiedervi anche qualcosa di straniero. Ricordiamoci che in Spagna c'è il Cabrales, che è uno straordinario erborinato che va sempre abbinato ai migliori Jerez. In Francia loro dicono che hanno il re dei formaggi, Roquefort. Ne parlava bene anche Casanova, vostro concittadino, e probabilmente lui aveva certamente motivi per farlo, e lo si abbina allo Château d'Yquem, senza discussioni, il massimo dei formaggi con il massimo dei vini. Gli altri bleu francesi, che ce ne sono diversi in base alla zona dove vengono prodotti, è chiaro che l'abbinamento è sufficiente anche con i migliori Sauternes, però lo Château d'Yquem, che è il numero 1, lo abbiniamo al numero 1, che è proprio il Roquefort. In Inghilterra c'è lo Stilton, un formaggio proprio unico. Mi ricordo che proprio a Venezia l'abbiamo degustato una volta. Pensate che si porta a tavola, è un formaggio a forma cilindrica alta, ci si fa un incavo nella parte superiore e quell'incavo si riempie di porto. I commensali col cucchiaio vanno a prendere formaggio e porto assieme, così si degusta. Infatti l'abbinamento ideale è proprio con questo vino, diciamo, liquoroso dell'Alto Portogallo. Anche in Danimarca si produce un ottimo, diciamo, erborinato, che è il Dana Blue. Loro però lo propongono con delle birre incredibili, anche affumicate, che lasciano proprio, diciamo, il segno. In sostanza, erborinati, abbiamo già detto qualcosa. Questo è quello Strachitunt che vi dicevo, lo strachino tondo, ed è, diciamo, abbinato, come vi ho detto, al proprio moscato di Scanso, prodotto a Scanso Rosciate, che è una delle 5 diocesi della Lombardia. Qui, sempre in Lombardia, siamo nelle valli del Bitto. Sono, diciamo, le valli sopra Morbegno, che sono così proprio chiamate.
Questo è un formaggio unico prodotto da queste parti, si utilizza ovviamente il latte vaccino, ma anche la complicità del latte caprino, il migliore in assoluto, e questo è proprio il consorzio storico dove queste forme di bitto sono stagionate e, come vedete, sono tutte, diciamo, denominate per quanto il proprietario le ha già pagate e ovviamente non le ha portate a casa, le ha lasciate lì a stagionare ulteriormente, perché questo è l'unico formaggio al mondo che io conosca che può stagionare anche oltre 20 anni. Io stesso per 2 occasioni mi sono degustato un bitto di 22 anni, perché quando andate a Morbegno, io prima di allora, se mi parlavano di paradiso, pensavo magari chissà qualche Eden, chissà nell'universo da qualche parte. Invece in Valtellina il paradiso è, diciamo, proprio percorrendo 350 scalini nelle viscere della montagna, si entra in questa stanza chiamata proprio paradiso, dove si stagionano le forme di bitto all'infinito, perché andare oltre i 20 anni è una cosa unica. In questo caso, diciamo, abbiamo tutte le forme già vendute, ma rimangono là in stagionatura. C'è anche quello dell'Accademia Italiana della Cucina della delegazione di Riccione Cattolica, che come vedete è stata, diciamo, ottenuta nel 2007 dalla casara proprio Sonia Marioli. Pertanto è una testimonianza vera. In sostanza parliamo di un formaggio che ha sicuramente, diciamo, delle caratteristiche uniche, un formaggio prodotto solo nel periodo d'alpeggio vero, proprio ristrettino, si trova tutto l'anno. E per quanto riguarda l'abbinamento è inutile nasconderlo. Il bitto stagionato, non dico a lunghissimo come vi ho poc'anzi ricordato, ma sempre stagionato, va abbinato al migliore sforzato della Valtellina, sforzat della Valtellina, che sappiamo essere un parente stretto dell'Amarone della Valpolicella, oppure di quei grandi vini rossi ottenuti con le uve lasciate ad appassire. Pertanto per il bitto non possiamo, diciamo, nascondere che il vino lo prendiamo sì sul posto, ma ci trattiamo piuttosto bene con, diciamo, un Valtellina chiamato così superiore per quanto riguarda, diciamo, gli altri formaggi con le varie sottozone. Ma se andiamo a scegliere il re, sforzato della Valtellina. Questo è lo Scimudin, sempre in Valtellina, è un formaggio a crosta fiorita perché curiosamente qualcuno ve li chiederà, questi formaggi, e noi in Italia non ne abbiamo a denominazione di origine protetta, salvo il taleggio che si può produrre anche a crosta fiorita, ma il taleggio si può produrre anche a crosta lavata e altre, diciamo, è un formaggio, sappiamo, multiforme. Lo Scimudin della Valtellina, ma c'è anche il bianco di Montegalda nella provincia di Vicenza che vi riguarda da vicino, non proprio vicinissimo, ma è interessantissimo. Le stesse robiole fiorite sono uniche, lo stracchino fiorito, e ci sono anche all'estero. Il Camembert è sicuramente il principe in questa famiglia di formaggi a crosta fiorita, che sono poi, diciamo, così anche presenti con questa specie di brina che li ricopre, che è anche edibile, pertanto è anche piacevole. Sappiamo benissimo che addirittura quello che è la causa è proprio definito da Camemberti per proprio questo Camembert. Poi ci sono i Brie, così chiamati con le varie denominazioni, ma c'è nella Valle della Loira, vicino alla zona della produzione del Sancerre, anche il Grottin de Sauvignon, e il Rigot de Crundreux, che riguarda un'altra interessante zona di produzione di vini francesi, Condrieu, che è una delle più piccolissime AOC, diciamo, della Francia, che meriterebbe anche questa un'argomentazione. Siamo già arrivati in Trentino Alto Adige, e in Trentino Alto Adige ho l'occasione di parlare dei formaggi a crosta lavata. I formaggi a crosta lavata sono quelli che hanno proprio un aroma incredibile. Se in una sala si apre, che so, una forma di Münster, che è un formaggio alsaziano, qualcuno esce perché questo, diciamo, aroma è veramente incredibile. Qui abbiamo il Puzzone di Moena, così chiamato, una volta si chiamava il Nostrano di Poema per questa motivazione che vi sto dando, diciamo, onestamente parlando, tra 1000 virgolette, quel sentore
di piedi trascurati, di calzini non proprio ben puliti, ma è tipico di questi formaggi. Pertanto, alla domanda dei formaggi a crosta lavata, non dimenticatelo mai questo puzzone di Moena, ma nemmeno il taleggio, come abbiamo detto, possibile da produrre, ma c'è anche lo Stelvio nella stessa zona dell'Alto Adige a crosta lavata, c'è il Salva Cremasco, la stessa Fontina. Si possono produrre formaggi a crosta lavata anche se, diciamo, non sono solo così sul mercato. Questo puzzone è solo così, si trova proprio nell'area per arrivare poi a andare a sciare verso Canazei, verso, diciamo, la Marmolada, è la zona qua in arancio a righe. Lo Stelvio prodotto un po' in tutto l'Alto Adige per quanto riguarda il latte, viene prodotto invece soltanto nel comune di Stelvio, che è uno dei più grandi d'Italia, che d'estate anche le stesse strade si riempiono di vacche al pascolo, e hanno ragione loro di essere lì. Siamo noi con le automobili che andiamo a deturbare quei paesaggi. È un formaggio veramente anche questo dal peggio o alpino che dir si voglia. In Trentino c'è anche la Spressa delle Giudicarie, è la zona in verde a righe, e prima di arrivare a Madonna di Campiglio, che in questo caso parliamo di un formaggio magro, perché in Trentino, per dire la verità, nel periodo migliore il latte viene conferito per ottenere il Trentin Grana, che è non un fratello minore, è un fratello in tutti i sensi del parmigiano reggiano, anche se è nella famiglia del Grana Padano, perché la famiglia è quella. Siamo già nel Veneto, e nel Veneto voi avete nelle vostre 7 province 8 formaggi DOP. In alto c'è il Piave nella provincia di Belluno, tutta la provincia di Belluno. Nell'alta provincia veronese c'è il Monte Veronese, si chiama così non perché c'è un monte chiamato Veronese, si chiama così da monte, probabilmente insieme all'Asiago è un fiore all'occhiello proprio del Veneto. Questo è un formaggio straordinario. Poi c'è l'Asiago prodotto in tutta la provincia di Vicenza, ma anche in parte anche in quella di Treviso e di Padova, e sappiamo la sua importanza. L'altra volta abbiamo parlato della casatella trevisana proprio nella provincia di Treviso. Nella provincia di Treviso si produce anche solo in quella il taleggio. Il provolone palpadano invece è prodotto in tutta la parte, diciamo, pianeggiante o quasi meridionale del Veneto. Montasio invece solo nella parte, diciamo, orientale, verso il Friuli Venezia Giulia. Il nome del formaggio è proprio preso dal secondo monte del Friuli Venezia Giulia, e il Grana Padano quasi in tutta la provincia del Veneto, cioè tutto il Veneto salvo la provincia di Belluno. In pratica questi sono i vostri 8 formaggi DOP, lo so che li conoscete bene, guardateli pure, perché ci può stare anche qualche domandina a questo proposito. Siamo nel nord Italia, è inutile nasconderlo che il re dei formaggi in assoluto in Italia, e noi dobbiamo essere orgogliosi di averlo, è il parmigiano reggiano. A questo proposito un buon sommelier deve conoscerle, le differenze almeno tra un parmigiano reggiano e un reggiano, anche per proporlo meglio, per sapere anche, diciamo, e valorizzarlo, per trattarlo anche con la nostra clientela. Le differenze sono diverse. La prima è la zona di produzione. Qua vediamo tutta la zona in verde a righe, che è la zona del Grana Padano, pertanto tutto il nord Italia. Per dire la verità, nasce poco lontano da me la zona, perché il fiume Tavollo, fiume per modo di dire, è più un rio, divide la Romagna dalle Marche, ma divide anche il nord Italia dal centro Italia, ed è proprio il confine tra Cattolica e Gabice Mare. Parte da lì. Faccio prima dire tutto il settentrione d'Italia, tolto il Friuli Venezia Giulia, tolto nel Veneto la provincia di Belluno, l'Alto Adige non lo tolgo più perché sono stati inseriti 5 comuni recentemente, tolgo anche la Valle d'Aosta e la Liguria. È chiaro che nella zona di produzione del parmigiano reggiano, che adesso andiamo, diciamo, a verificare, non si produce Grana Padano. Il parmigiano reggiano si produce in tutta la provincia di Parma, in tutta quella di Reggio Emilia, in tutta quella di Modena e in quella di Bologna, sinistra Reno. Il fiume si guarda sempre verso la foce, la sinistra ovviamente è da questa parte, e lì è la zona di produzione del parmigiano reggiano in Emilia. Poi c'è una parte della Lombardia, che so anch'io che è Lombardia, è inutile nasconderlo.
siamo nella provincia di Mantova, al di sotto del Po c'è un'ansa dove il Po lascia un territorio, diciamo, nella parte sottostante, che io devo dire onestamente che è più cultura emiliana. C'è anche un lambrusco mantovano, non so se ci siamo capiti, Lambrusco vuol dire Emilia, e c'è anche quello. La zona di produzione, pertanto, una prima differenza. Poi abbiamo, qua è scritta bene la zona, più abbiamo una differenza per quanto riguarda le mungiture e il latte ottenuto. Nel parmigiano reggiano si produce una volta al giorno, nel metodo artigianale da più di 1000 anni si fa sempre così, pertanto si fa il formaggio con 2 mungiture, quella di sera si lascia scremare per ottenere dell'ottimo burro, dell'ottima crema di latte. Nel grana padano invece è possibile fare anche 2 lavorazioni al giorno, pertanto si lavora anche di notte, perché è una lavorazione spesso industriale. In sostanza sappiamo che si fa la rottura dopo un quarto d'ora, diciamo che si riduce la cagliata proprio in granuli finissimi, che sono come quelli dei chicchi di riso, poi si passa, diciamo, alla cottura, che si fa in un modo particolare, lentamente, veramente lentamente, fino a 45 gradi centigradi, e poi con una forza maggiore si arriva a 55. Anche qui c'è una piccola differenza, perché nel grana padano si va a 56. Voi direte, ma un grado cosa vuol che sia? E beh, vi posso assicurare, per i quantitativi, stiamo parlando dei 2 formaggi che vuol dire il 60% della produzione in Italia dei formaggi DOP. Sono questi i 2 veramente formaggi particolarissimi. Siamo anche nella salatura con una differenza, perché per quanto riguarda il parmigiano reggiano si dice almeno 3 settimane, ma le forme sono talmente pesanti che si richiede sempre circa 4-5 settimane. Invece nel grana padano si parla da 14 a 28 giorni, 14 sarebbero pochi, senza alcun dubbio. La maturazione per il parmigiano reggiano arriva minimo a 12 mesi, invece per il grana padano a 9. Poi per il parmigiano reggiano abbiamo anche, diciamo, delle, chiamiamole così, delle forme che hanno, diciamo, più capacità di proporsi sul mercato con maggiori caratteristiche, pertanto si protrae questa stagionatura ulteriormente, anche se io non suggerisco di andare molto molto al di là per apprezzarlo appieno. E abbiamo in questo caso poi dei marchi, per esempio oltre i 18 mesi si parla di export, oltre i 24 si parla di premium. In ogni caso il grasso nella sostanza secca del parmigiano reggiano è contenuto, ecco perché è indicato nell'alimentazione sia diciamo nella giovanissima età, ma sia negli sportivi, sia anche, diciamo, nell'età più avanzata. È un prodotto veramente, diciamo, unico. Sul mercato troviamo il parmigiano reggiano scelto sperlato, che è il massimo, diciamo, della categoria. Tra l'altro in queste scelte poi si vanno a ricercare i marchi appositi. 0 o 1, A o B sarebbe la seconda fascia, per arrivare al mezzano prima stagionatura, sarebbe quell'uno lungo. Questi sono i 3 che troviamo sul mercato. Scarto, scartone, ci sono sul mercato, ma non per il consumo diretto. In sostanza è soprattutto, diciamo, rivolto alla, chiamiamola così, alla lavorazione industriale per quanto riguarda altri aspetti. Ci sono comunque dei mercati, costa di meno, ma sono le forme che non hanno avuto la fortuna di proseguire nella, chiamiamolo così, nella maturazione. In pratica, prima categoria si definisce scelto sperlato 01, seconda categoria mezzano prima stagionatura, terza categoria scarto scartone, però non troviamo, diciamo, non lo troviamo sul mercato, lo troviamo diciamo soltanto all'ingrosso per le industrie alimentari. Marchi export e premium l'ho già detto, si va oltre 18 per il primo e oltre 24 per il secondo. È chiaro che in questi casi sono scelte le forme migliori in assoluto. Per quanto riguarda nel parmigiano reggiano, è possibile etichettare in base all'età, ma in base anche a alcune caratteristiche, anche con i seguenti aggettivi: delicato, vuol dire dai 12 ai 19 mesi, armonico, aromatico, intenso, con i mesi che li vedete di fianco per quanto riguarda, diciamo, la stagionatura. Tra le altre differenze c'è anche che nel parmigiano reggiano sono assolutamente vietati, assolutamente qualsiasi additivo, conservante.
Nel grana padano è ammesso la lisosima. La lisosima è ammessa, non è, diciamo, chissà che cosa, però sappiamo che viene aggiunto qualcosa di diverso. Nel parmigiano reggiano assolutamente no. Poi tra le altre differenze c'è anche l'alimentazione. Noi sappiamo che per quanto riguarda, diciamo, la produzione del parmigiano reggiano, nell'area che abbiamo già visto, lì le bovine vengono tenute, ed è un po' patetico dirlo, eternamente a dieta. Le viene proibito anche diciamo, un'alimentazione più appetibile, loro medicae o polifita, perché il loro latte senza l'aggiunta di nessun conservante deve essere proprio, diciamo, ottenuto anche con la migliore alimentazione. E quella pubblicità che fa vedere alla televisione di quella vacca che vuole saltare il recinto e non le è possibile farlo è veritiera, perché sennò non potrebbero continuare a farla, è proprio una realtà. Poi un'altra differenza notevole è che, pensate un po', in una zona di produzione che abbiamo visto del grana padano è 20 volte più grande quella del parmigiano reggiano, ebbene ci sono 173 caseifici per produrre grana padano, mentre nell'area del parmigiano reggiano, dove è molto più ristretta, come vi ho detto, ce ne sono 346. Pensate un po', quasi il doppio, per non dire perfettamente il doppio. Perché? Perché il latte non può essere trasportato oltre i 5 chilometri. Il trasporto oltre i 5 chilometri sapete, è talmente delicato che potrebbe incidere sulle sue caratteristiche. Pertanto nell'area del parmigiano reggiano sono mantenuti vivi dei casifici che potrebbero accorparsi, potrebbero risparmiare nelle spese, però il risultato sarebbe un prodotto di minore qualità. Ho cercato di dirvi tutte le zone, le differenze, voi avete già menzionato, poi ricordatevi che magari di ripassarle queste cosine, perché l'argomento formaggi è veramente trattato. Questo è proprio nel 2020 la produzione di formaggi in Italia. Come vedete, 360.000 tonnellate su 488 circa è la produzione del grana padano e parmigiano reggiano. Questi sono primo e secondo, il terzo è il gorgonzola, anche il vostro Asiago è posizionato bene al quarto posto. L'Asiago, tenete presente che viene prodotto anche in Trentino. Anche tra i pecorini vediamo che quello romano ha una produzione che è diciamo proprio più dell'80%, e pensiamo che in Italia non è sempre facile trovarlo. Perché? Perché viene soprattutto venduto all'estero. Comunque tra i pecorini DOP questo è quello che fa la voce più grossa. Diciamo di latte di bufala c'è la mozzarella di bufala campana che è in ascesa continuamente, tutto il mondo ce lo invidia, pertanto in crescita notevole. Solo da latte di capra in purezza c'è soltanto la formaggella dell'Uinese, pertanto una produzione molto simbolica. Grana padano, abbiamo già detto, la zona di produzione rientra da poco tempo anche l'area di 5 comuni della provincia di Bolzano che conferiscono latte al vicino Trentino. Abbiamo ammesso l'utilizzo di lisosima, che è quello che vi dicevo, escluso per il Trentingrana, perché il Trentingrana ha il trattamento identico al parmigiano reggiano. Si addiziona sempre siero innesto e caglio di vitello, come abbiamo visto nel parmigiano reggiano. La cottura si va a 56, 14-30 giorni la salatura, come abbiamo visto, non è diciamo sufficiente per quanto riguarda il termine minimo, per quello massimo può andare bene. La maturazione invece dei 12 del parmigiano reggiano, qui siamo 9 mesi. E a questo proposito, se vi capita di andare nel Lodigiano, è frequente trovare nei ristoranti quella forma di grana padano, diciamo aperta, staccata in due, dove vi offrono con una lamellina tagliente la raspadura. È uno stuzzichino incredibile quando si aspettano gli altri ospiti, quando vi offrono magari anche l'aperitivo. E qui, a questo proposito, proprio con quel tipo di formaggio, ripeto, proprio appena raggiunto il minimo della maturazione, va bene anche le bollicine, perché le bollicine con i formaggi stagionati non andrebbero mai d'accordo, però negli aperitivi le offrono. Questo sarebbe invece ideale, la raspadura ottenuto proprio da una forma di grana padano appena aperta, diciamo
al minimo della stagionatura, che è una proposta intelligentissima che fanno un po' ovunque, nell'Odigiano, che è un po' la capitale del grana padano. Abbiamo visto la sostanza secca, che è identica a quella del parmigiano reggiano, 32% diciamo identico. Il grana padano prevede anche il Trentin Grana, e negli ultimi tempi anche loro hanno diciamo fatto una scelta qualitativa importantissima. Grana padano riserva vuol dire andare oltre i 20 mesi di stagionatura solo le forme definite scelto sperlato, che sarebbe il non plus ultra. 0,1 A o B si va a oltre 16, pertanto sul mercato noi troviamo grana padano di prima stagionatura 9 mesi, grana padano oltre 16 mesi che ha una colorazione già un po' più intensa, ulteriormente ancora il colore più intenso ma i sapori più forti quando andiamo con la riserva oltre i 20 mesi. Questo è un po' le differenze, è un po' quello che abbiamo detto velocemente del nord Italia. Adesso siamo arrivati dalle mie parti, comincia dalle mie parti l'utilizzo del latte ovino, anche il miglior formaggio di Fossa si ottiene con prevalenza di latte ovino e in parte quello bovino. Infatti il primo formaggio che troviamo è la casciotta di Urbino, che è un formaggio misto. Prevalentemente però c'è quello ovino con l'aggiunta del bovino. Poi tra i pecorini abbiamo il pecorino toscano, nel Lazio c'è il pecorino romano, prodotto in tutto il Lazio ma anche nella Maremma toscana, soltanto che più del 90%, quasi il 95% del pecorino romano viene prodotto in Sardegna. È lungo il discorso da fare, ve lo farei molto volentieri, però in Sardegna si produce, ripeto, ci sono 52 caseifici che propongono pecorino romano, 2 nel Lazio e 50 in Sardegna. In Maremma invece non lo produce nessuno, anche se sarebbe zona di produzione. In Sardegna c'è anche il fiore sardo, una vera chicca casearia, e il pecorino sardo, perché c'è anche quello. La differenza tra fiore sardo e pecorino sardo è che il fiore sardo viene prodotto solo nelle alture, solo nel periodo estivo, solo che qua l'estate è molto molto più lunga. Qui il problema dell'estate è che è difficile trovare per mezzo della siccità l'alimentazione, ma le estate sono veramente più lunghe di quelle degli alpeggi alpini. In sostanza il pecorino toscano sardo viene prodotto anche in valle e per tutto l'anno. In Puglia c'è il canestrato pugliese, chiamato così perché ha le striature del canestro il formaggio, si chiama canestrato per quel motivo. C'è anche, diciamo, in Basilicata il pecorino di Figliano, anche questo ha le striature del canestro, ma sono le forme più piccole perché è una produzione molto molto limitata e soprattutto mirata estremamente alla qualità. Il pecorino di Figliano è un'altra vera chicca. Poi c'è anche il pecorino siciliano, diciamo in Sicilia, pertanto in questo argomento sappiamo benissimo che è una famiglia piuttosto numerosa. Nel sud Italia però ci troviamo delle chicche vere per quanto riguarda il formaggio a pasta filata, perché qualcosa ho già detto l'altra volta, è chiaro che il principe di tutti è la mozzarella di bufala campana, si chiama così, mozzarella di bufala campana, però viene prodotto in Campania, in particolare nell'Aversano, provincia di Caserta, la capitale è proprio Aversa, ma viene prodotto anche nella provincia di Napoli e in particolare a Salerno, oggigiorno proprio diciamo, dove il nostro amato Cristo, per merito di Levi, si fermò a Eboli, e vi posso assicurare che andava in giù, non veniva in su, il mondo finiva. Oggigiorno, per dei soldini arrivati dal nord Italia, si è creato un caseificio dove si sformano mozzarelle di bufala campana veramente in quantitativi notevoli, e anche l'aspetto economico ha la sua rilevanza. La capitale, diciamo però nel salernitano, è definita Battipaglia, ma io considero oggi Eboli, diciamo, proprio una delle aree più produttive per quanto riguarda questo straordinario formaggio. Però non c'è solo la campagna, c'è anche la Capitanata nella provincia di Foggia in Puglia, c'è anche il comune di Venafro in Molise, che è il comune dove si incunea proprio, diciamo,
tra il Molise e la Puglia c'è un comune, diciamo, che si chiama Venafro, piuttosto ampio, dove si produce mozzarella di bufalo campana, e anche nel Lazio, non solo la provincia di Latina, ma anche quella di Frosinone e quella di Roma. Pertanto è una zona molto vasta, non è una zona, diciamo, è un po' a macchia di leopardo, ma è piuttosto ampia. Nel sud Italia c'è anche la produzione di questo caciocavallo silano. Lo so anch'io che la Sila viene dalla Calabria, però in Calabria la provincia di Reggio Calabria non fa parte della zona di produzione. C'è tutta la Basilicata, tutta la Puglia, tolto la provincia di Lecce e di Brindisi, tutto il Molise e tutta la Campania. E se vi capita, ve l'ho già suggerito, il caciocavallo silano podolico, non lasciatevelo sfuggire. È veramente una straordinaria produzione casearia, unica veramente, diciamo, per quanto ci riguarda. Anche in Sicilia c'è un formaggio a pasta filata particolarissimo che è il ragusano, poi c'è anche la vastedda della Valle del Belice, c'è il provolone del Monaco in Campania, ce ne sono diversi, lo stesso provolone della Valpadana, ma le scamorze, la mozzarella di Gioia del Colle che abbiamo già detto l'altra volta. Qui il ragusano è a forma parallelepipoda, pertanto a forma di uscalino, lo chiamano anche loro caciocavallo, non c'entra niente il cavallo, è perché queste forme vengono stagionate a cavallo di un bastone, una forma di qua e una forma di là. Così si fa per i caciocavalli, così si fa per la scamorza, così si fa per il ragusano. Il ragusano in pratica in Sicilia è proprio chiamato caciocavallo ragusano, ma ragusano è il suo nome della DOP, che a noi è in crescita notevole, un formaggio anche questo che merita tutta la nostra attenzione. In pratica avevo detto che dovevamo parlare di 10 minuti del servizio di formaggio, lo faccio molto volentieri, poi se c'è qualche domandina da parte vostra, molto a vostra disposizione anche per il prosieguo. Stasera non abbiamo partite da vedere, pertanto se c'è qualcuno che è interessato all'approfondimento, io sono qua. Vado veloce perché io i tempi li rispetto sempre. In pratica parliamo del servizio del formaggio. È un prodotto che sappiamo benissimo che purtroppo non ha quella dignità che meriterebbe a tavola, perché si potrebbe maggiormente consumare. Io lo so che nel nord Italia soprattutto non ci si alza mai se la bocca non sa formai. La bocca la nestraca, slansa ad vaca. Lo devo tradurre o forse non è il caso, insomma, ci siamo capiti. Soprattutto dalle vostre parti a fine pasto arriva il formaggio, però il vino rimane quello, non gli si dà una importanza notevole. Ma io sarei anche invece per trattarlo dovutamente e dargli la giusta dignità. Ogni formaggio, in base anche alla sua forma, in base alla sua tipologia, dovrebbe avere l'utensile e il coltello adatto. Ho parlato di coltello, la forchetta quando si serve il formaggio non dovrebbe mai essere presente. Ho detto mai più volte, io sono un vecchio ristoratore, quando nelle occasioni che volevo fare un servizio perfetto perché avevo tempo, magari portavo il formaggio anche col coltellino adatto. Scusi, si è dimenticato la forchetta. Io gli portavo la forchetta e stavo zitto. È inutile che mi mettessi a dire che non serve. La forchetta non andrebbe mai servita con il formaggio. La scelta del coltello invece è particolare. Deve essere ovviamente in base alla tipologia di formaggio che abbiamo. Anche i formaggi a pasta morbida col coltello si adagiano sul pezzettino di grissino, sul pane, sulla piadina romagnola, ed è ideale, diciamo, il formaggio a pasta molto morbida da adagiare col coltello, come vi ho detto. Mai con la forchetta. In pratica, la regola generale però per tagliare il formaggio è che ogni porzione dovrebbe avere la stessa quantità di crosta. Questo è importantissimo. Noi il formaggio lo serviamo sempre con la crosta. Poi sappiamo che la crosta fiorita è edibile, anche la crosta lavata vi dicono che è edibile, solo che io non mi fido più di tanto. O la lavo bene io, diciamo, proprio questo formaggio, perché quello che si acquista, in più tenete conto però che la crosta è sempre molto amara, il sottocrosta è veramente amaro, pertanto anche nell'abbinamento molte volte potrebbe essere fuorviante.
però ognuno a casa sua fa quello che vuole. È chiaro che, diciamo, la crosta però deve essere presente, pertanto se abbiamo le forme cilindriche basse si suddividono prima queste forme a metà, poi è chiaro, in base alla loro grandezza si possono fare anche a ulteriori, diciamo, porzioni, e poi si tagliano trasversalmente per ottenere, diciamo, una dalla parte una dall'altra, diciamo, la stessa quantitativa di crosta. Se sono anche forme cilindriche alte, si dividono a piccoli cilindretti, pertanto si fanno dei tagli in base alla misura che vogliamo di spessore, e si tagliano poi a spicchi. Se il cilindro lo tagliamo a spicchi, diciamo, in questo caso abbiamo sempre la stessa presenza di crosta. Il parmigiano reggiano, o i tipi grana, se così vogliamo dire, hanno sempre, diciamo, questa pasta granulosa che va sempre tagliata con questo utensile a forma, diciamo, di cuore, a forma di mandorla, che è l'ideale, lo sappiamo, l'abbiamo visto, però non stiamo molto attenti molte volte a questo servizio. Anche quel ragusano che vi dicevo poc'anzi a forma parallelepipeda, si fanno delle fette perpendicolari per poi tagliarle ulteriormente. Teniamo conto che in base alla porzione, se uno fa un piatto di formaggi misti, è chiaro che questi quantitativi devono essere minori. Se invece si propongono, che so, per una cena o una preparazione gastronomica piuttosto ricca, i 3 formaggi minimo, perché dovrebbero essere quelli, il quantitativo è certamente maggiore. Anche il taleggio merita attentamente la sua, diciamo, attenzione. Sono, diciamo, delle forme parallelepipede, si dividono a metà e poi si tagliano a fette in base alla loro lunghezza per avere sempre, come vi dicevo, la stessa presenza, diciamo, di crosta. Come vedete, questo è un pecorino sardo, noi l'abbiamo tagliato e poi tagliandolo a metà, diciamo, in pratica qui manca l'altra metà, noi abbiamo proprio 2 fette con lo stesso quantitativo, diciamo, per quanto riguarda, diciamo, la crosta. Ogni forma, adesso io non sto qui diciamo, a sottolinearli ulteriormente questi aspetti, è fuori dubbio che ogni forma richiede, diciamo, un'attenzione maggiore. Io sarei più per essere attenti invece anche al servizio. È fuori dubbio che, qua c'è un pilire, ho sbagliato, pulire, la crosta lavata prima di servirli sono da pulire, ma pulire vuol dire raschiare, non lavarle. Si raschia, si toglie quella patina un po' in superficie. L'Edam, che è il formaggio tipico olandese, questa palla tonda che probabilmente è quello che, diciamo, ogni olandese, se avete un amico, vi omaggia veramente di cuore, perché onestamente loro sanno, probabilmente lo dovremmo sapere maggiormente anche noi, che è uno degli omaggi che si gradiscono maggiormente. Il formaggio Edam è proprio a forma di palla, proprio una palla tonda, rossa, che tra l'altro viene, diciamo, anche proposto sul mercato in un modo unico, tradizionale da più di secoli, nella piazza di Alkmaar, poco lontano da Copenaghen, al centro, viene fatta proprio con dei barellieri, con delle uniformi colorate diversamente, si mettono all'aste queste barelle piene di Edam e ovviamente gli acquirenti all'asta poi acquisiscono questi quantitativi di formaggio. Richiama tantissimi turisti tutti i giovedì mattina perché è una tradizione plurisecolare. Anche questi, diciamo, tagliandoli opportunamente a metà, si ricavano delle porzioni a forma di cuneo che sono anche belle proprio da vedere. Altrettanto è per la forma ovale, che si tagliano a fetti in senso perpendicolare, dal lato ovviamente più lungo, come vediamo, diciamo, qua il grana padano con il suo utensile adatto, che tra l'altro i ristoratori avranno anche piacere di proporlo nel migliore dei modi. Tenete conto che lo stesso consorzio vi dà l'attrezzo, l'utensile adatto, ma è così anche nell'area del parmigiano reggiano. Le tipologie di servizio dei formaggi sono: al piatto, ovviamente è quello che si fa direttamente dalla cucina, non è il più elegante, però è il più veloce, e ogni commensale ha il suo piatto, diciamo, che sa di avere, diciamo, solo per lui quelle porzioni.
a differenza invece del vassoio, che anche in questo caso è un modo di servire correttamente il formaggio, diciamo, viene servito con una particolare clip, questi pezzettini di formaggio che sono già a monte tagliati, sono già preparati. Quello invece che possiamo dire è un corretto servizio è quello di fare, diciamo, una specie, come si può dire, di banchi dove la gente si va poi a servire, una specie di self-service, e lì bisognerebbe stare attenti perché tagliarli questi formaggi non è semplice. Già al secondo, terzo commensale quel tavolo è proprio improponibile perché pezzettini di formaggio da una parte, coltelli tutti, diciamo, imbrattati da un'altra. Io sarei sempre per, almeno anche nel buffet, di mettere personale dall'altra parte che questo formaggio lo serva. È chiaro che al carrello il personale adatto riesce a fare un servizio ottimale, tra l'altro il carrello diciamo contiene i profumi di alcuni formaggi che sarebbero un po' esagerati, e a questo proposito sappiamo che non tutti apprezzano questi profumi così forti, diciamo, in una sala, pertanto si può chiudere, si possono tenere anche a corretta temperatura, perché noi sappiamo che il formaggio si serve dai 15 ai 18, massimo 20 gradi centigradi, ma d'estate raggiungiamo delle temperature molto molto più alte e vi posso assicurare che anche i profumi sono maggiori, pertanto in un carrello refrigerato probabilmente è, diciamo, il miglior modo non solo per esporli e farli vedere, ma anche per proporli al nostro ospite. In pratica questo è il pecorino, come vedete un bel trancio, una bella, in questo modo abbiamo una fettona di pecorino che ha, come tutte le altre, in questo caso ne potremo fare 6 con una forma di pecorino, la stessa quantitativa di crosta e la presentazione anche ottimale. A buffet dicevamo che è proprio il tipo di servizio, diciamo, migliore in assoluto, però ricordo ancora che la miglior cosa è avere il personale dall'altra parte del tavolo. Personale, diciamo, ovviamente sa benissimo come utilizzare le posate, le clip, e in questo caso si offre all'ospite quello che è di suo gradimento. Insomma, l'ospite richiede questi formaggi, magari richiede anche il quantitativo, e sono ovviamente tagliati al momento, perché l'importante è quello, proporlo sempre con quel taglio. Quando noi abbiamo un formaggio che lo dobbiamo tenere nel frigo, di coprirlo sempre con quella carta oleata ideale, perché è diciamo questa parte all'aria che, ossidandosi, poi sappiamo benissimo che non regala le migliori soddisfazioni. In sostanza questo è il caciocavallo podolico, come vi dicevo, un affettone anche questo, tagliato proprio in pratica in lungo, e ovviamente questo. Poi dopo ovviamente uno può fare anche altri pezzettini, però il suo taglio ottimale è proprio in questa parte. I formaggi sono spesso abbinati ad altri elementi, è vero, io non nascondo che anche il nostro formaggio di fossa in molti lo propongono col miele, con il savor, diciamo con delle confetture prelibate, e non lo so se il formaggio deve diventare a tutti i costi anche un dessert dolce. Io credo che va bene tutto, ma senza esagerare. È chiaro che invece per quanto riguarda i tipi di pane adatti ci sono, sia tipi di pane appropriati per ogni formaggio o comunque cracker, e soprattutto la frutta, in questo caso è sempre, diciamo, una scelta ottimale. Noi conosciamo, diciamo, pecorino e pere, di non far sapere, diciamo, proprio al contadino la sua importanza, perché se no lui aumenterebbe i prezzi, ma ci sono diversi tipi di frutti che vanno bene, diciamo, con i formaggi. Abbiamo già detto della temperatura di servizio in base al tipo di formaggio ideale, e ci sono anche poi intelligenti proposte. Poi abbiamo finito, i formaggi stagionati si possono servire anche con sale, anche se non è proprio necessario, il pepe sempre a mulinello, benissimo invece l'olio extravergine di oliva e l'aggiunta di erbe aromatiche. Questi sono, con i formaggi stagionati, 2 aggiunte veramente, diciamo, piacevoli e gradevoli. I formaggi molto freschi si abbinano anche con la senape e con i semi di comino, che oggi vanno un po' alla grande nella cucina. Quel profumo particolare l'abbiamo tutti ben memorizzato.
I formaggi erborinati addirittura si possono proporre anche con la panna e zucchero, perché il formaggio erborinato è uno dei prodotti più amari che ci siano, oltre al grasso che vi ho già diciamo indicato. Formaggi freschi cremosi con le patate bollite che si bollono sempre con tutta la buccia, perché la buccia dopo la bollitura si toglie diciamo molto facilmente. In pratica, come ripeto, vengono anche accompagnati anche con burro, miele, confetture di cipolle, pomodori verdi, noci, erbe aromatiche, coste bianche di sedano, soprattutto per il gorgonzola. Vanno benissimo, è inutile nascondere che forzare la mano proprio non è sempre il caso. In pratica vi offro, che siamo arrivati alla fine, un bel piatto di formaggi diciamo completo di ogni particolare tipo, di ogni scelta a noi adatta, e vi auguro diciamo non solo buon appetito ma anche una buona serata e un buon abbinamento.